Eder. Mech. Pallister. Si ipotizza che ci fosse un'app o una deviazione applicata sul telefono di Liliana con la quale Sebastiano ascoltasse le chiamate. Segnaliamo anche che c'è un altro numero che sarebbe stato intercettato, quello della cugina Iris, non di Silvia. Anche se spudoratamente, dico io, lui continua a negare la nostra relazione ancora oggi, ancora ieri, dice che io mi sono inventato tutto, mentre lui con ogni probabilità, già da prima che non del mese di dicembre, ci controllava e sapeva tutto. Emergerà anche questo. E vi pedinava anche. Quello era fisicamente, ma a livello telefoni lui si è comprato una nuova SIM che non l'ha dichiarato in polizia il 26 settembre. Il 26 settembre lui era proprietario di una nuova SIM sulla quale venivano deviate le nostre chiamate. Allora, spudoratamente, ripeto, mi dice a me che dovrei vergognarmi. Lui cos'è che dovrebbe fare se ancora ieri o oggi dice che io mi sono inventato tutto? Non mi sono inventato un bel niente io. Liliana aveva il dubbio e adesso c'è la certezza che era controllata. Quindi Sebastiano aveva dato a Liliana un telefono pronto per essere ascoltato. Certo, era già preparato. Per caso in questa storia non c'è niente. Ma questo avrebbe dovuto essere il compito primario della questura, della polizia. Non è stato fatto niente. Cerchiamo di andare avanti. E Sebastiano, se lei se ne fosse andata, avrebbe perso il suo benessere. E come no, senz'altro sì, però lei che sapeva tutto questo mi ha detto più di una volta che non voleva lasciarlo. Io l'ho detto il 15 dicembre in polizia, parole sue di lei, non voleva lasciarlo in Braga di Tela, per cui voleva comunque prendere un appartamentino più piccolo per sistemarlo, continuare eventualmente a mantenere pagare la retta dell'affitto, eccetera. Cioè non voleva lasciarlo in Braga di Tela, non è bastato semplicemente. Lei è scomparsa, però doveva essere ritrovata, altrimenti il benessere di cui gode oggi Sebastiano avrebbe dovuto attenderlo 10 anni. Tutto qua, è banalmente logico. Sebastiano, potrebbero esserci dei veri misteri dietro il cellulare di Liliana. Ma guarda, non chiedere a me queste cose che veramente non ne capisco niente. Quindi tu non hai ascoltato né deviato chiamate da quel telefono? No, assolutamente. Master Pin quel giorno non chiamava? Parliamo di un numero telefonico. Io ho chiamato questo numero telefonico e non ho avuto risposta. E di conseguenza mi sono basato su quello che Liliana mi aveva detto tante volte. Sebastiano a me ogni tanto chiama qualcuno, c'è un numero telefonico, non so chi è, e di conseguenza lo blocco. Lo blocco anche perché tante volte ho risposto e sentivo dei gemiti, delle cose di là che mi davano fastidio. Ho fatto le stesse cose, anche perché parliamo del numero di Sterpin, indubbiamente. Non c'era scritto il nome e il cognome, era un numero telefonico. E adesso questa è la mia giustificazione. Beh, Liliana più che da un fornaio avrebbe potuto essere stata rapita da uno stalker, quello sembrava proprio uno stalker, tu lo blocchi e non lo segnali alla polizia, giusto? Certo, questo ho pensato io. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.